bentornati a Secondo Noi, lo spazio di approfondimento dell'attività del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Questa settimana parliamo del tema dei giovani e di quanto viene fatto per la loro valorizzazione. Lo facciamo con la consigliera regionale del Partito Democratico Silvana Cremaschi. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, quello generazionale, Cremaschi, e quello dei giovani sono dei temi, diciamo, cruciali e sono dei temi con dei particolari nodi da sciogliere a livello sociale, perché portano con sé tutta una serie di problematiche legate al lavoro, che sappiamo esserci e non esserci, poi lo vediamo, ma c'è anche la questione della formazione prima di accedere al mondo del lavoro. Allora andiamo per gradi. Partiamo dalla formazione scolastica, direi di iniziare con il diritto allo studio universitario. Che cosa fa la Regione per garantire questo diritto e anche per affrontare uno dei temi che esiste da diversi anni, che è quello dell'abbandono degli studi? Okay. Fatemi fare una premessa. Allora, si dice sempre di più, sì. Faccio la premessa, questo non è un paese per giovani. Ecco, la nostra sfida è un po' questa, vorremmo che la Regione Friuli Venezia Giulia possa essere vista come un paese per giovani, dove i giovani della nostra regione, anche del resto, insomma anche altri giovani, possano pensare che si può continuare a vivere qui, che si può andare all'estero e per ritornare, e non andare all'estero per poi fare gli esiliati a vita, e che si può incontrare altri, scambiare informazioni, conoscere cose in più e inventare modi diversi e modi nuovi per lavorare. Adesso arrivo all'università. Noi sappiamo che l'Italia è uno dei paesi con la minor percentuale di laureati e questo è dovuto a 1000 motivi. I motivi sono tanti, i motivi sono che il corso di studi italiano è un po' più lungo di quello degli altri paesi europei, per cui si finisce la scuola superiore un anno più tardi, e che poi la partenza del 3+2 non ha facilitato tantissimo. È una soluzione interessante, negli altri paesi europei viene utilizzata bene perché con una laurea breve uno riesce già a trovare lavoro e poi può specializzarsi. Diciamo che da noi questa cosa un pochino, a mio parere, fa ancora un pochino fatica. Allora, è importante che noi riusciamo a rivalorizzare la laurea breve e la laurea specialistica e a dare proprio l'idea ai ragazzi che vale la pena mettersi in gioco su questo. Come si valorizzano? Ecco, come si valorizza? Intanto pensando che non è vero che siamo un paese di bamboccioni, cioè che i ragazzi per andare avanti a studiare non hanno bisogno a tutti i costi di essere figli di mamma e papà, con un papà e una mamma che li mantengono agli studi, che continuano a tenerli in casa finché cresceranno e saranno quarantenni, che in qualche modo riescono a vivere, ma che sia possibile già a 18, 19, 20 anni garantire la propria vita anche in termini economici. Da questo punto di vista, quindi, le borse di studio, la possibilità di finanziarsi, almeno in parte, gli studi universitari diventano importantissimi per far sentire i giovani protagonisti della loro vita, che fanno delle scelte che contano con la loro carriera, con il loro futuro e che gli permettono di farle in autonomia rispetto ai genitori. Le borse di studio sulla garanzia per il diritto allo studio universitario ci sono a livello nazionale, però non riescono a coprire tutti i bisogni dei ragazzi, per cui chi ha un ISEE un pochino più alto resta fuori. Però un pochino più alto non vuol dire che uno è una babbo e che vive bene e che può farsi mantenere a vita, vuol dire che uno deve comunque pagare le tasse, iscriversi all'università, non lavorare intanto e quindi riuscire a mantenersi, e quindi per noi è fondamentale coprire tutte le richieste delle borse e questo la Regione lo sta facendo. Quindi a differenza del paese, il Friuli Venezia Giulia garantisce una copertura più completa, sì. Sta dicendo. Per il diritto allo studio universitario riusciamo a coprire le richieste che arrivano tutte in questo momento. Faceva prima la distinzione di un sistema che ci portiamo dietro da qualche anno, che è quello della suddivisione tra triennale e la cosiddetta laurea magistrale. Anche lì ci sono delle borse di studio. Ecco, anche lì il problema è questo. Perché anche lì c'è il problema dell'abbandono. Esatto, perché già appunto abbiamo pochi laureati rispetto all'Europa, ma in più con una laurea triennale spesso non si riesce poi a valorizzare lo studio che si è fatto e uno rischia di avere una laurea triennale però di non riuscire a utilizzarla bene nella ricerca e nel lavoro che farà dopo. Per cui la laurea specialistica diventa molto importante, però l'abbandono nel passaggio tra la triennale e la specialistica è ancora piuttosto elevato. Ecco allora che avere delle borse anche per la laurea specialistica ci permette di far sì che i giovani siano più facilitati nel continuare a studiare e nel cercare poi un lavoro più all'altezza anche delle loro possibilità.
Ecco, in questo passaggio tra formazione e poi successivo passaggio al mondo del lavoro si è introdotto un recente sistema rispetto al sistema universitario che esiste da centinaia di anni, che è quello degli ITS, gli istituti tecnici superiori. In regione, lo ricordiamo, ne abbiamo 4, a Pordenone, uno a Trieste, 2 a Trieste e 1 a Udine. E anche qui parliamo di formazione post diploma, quindi dopo aver preso il diploma, e anche qui appunto la regione risulta che contribuisca in una qualche misura. Anche questo è per la regione una delle priorità, per noi è estremamente importante. E anche qui facciamo un cappello ampliato da neuropsichiatra infantile, perché questo è il mio mestiere, no? Noi pensiamo spesso alla scuola come al luogo della formazione teorica, astratta, pensando che la cultura sia fatta di tanti libri e tanti tomi, in questo momento di tanti file del computer. In realtà la cultura, e soprattutto la cultura italiana, è stata nei secoli una cultura di artigiani, una cultura di persone che, come dice Sennett, mettono insieme la testa e le mani e che quindi costruiscono in modo creativo e personalizzato delle cose, mettendoci dentro l'anima, il cuore, ma anche il saper fare manuale. In maniera molto più prosaica il Made in Italy. Il Made in Italy, che non è prosaico, è un aspetto molto importante, no? Allora, l'intelligenza non è solo intelligenza astratta, non è che si riesce a valorizzare i giovani solo incrementando lo studio universitario. Adesso non voglio sminuire o mettere a confronto diversi tipi di formazione, no? Ma per dire, se io faccio legge o faccio ingegneria sono capace, ma se faccio invece qualche cosa di artigianale, di tecnico, ma ad un alto livello, allora anche questo è importantissimo e ci sono moltissimi giovani che sono più capaci e competenti su abilità più concrete piuttosto che solo su abilità astratte, e di fatto poi per produrre nella società questo serve. Ecco allora che fare degli istituti superiori tecnici dopo le scuole superiori vuol dire valorizzare questo tipo di conoscenza, questo tipo di competenza e ridare ai giovani la possibilità di scegliere tra diverse vie per Ma che cosa valorizzare. garantisce rispetto che cosa garantisce in misura maggiore rispetto all'università un accesso immediato al lavoro? Perché i numeri dicano questo. Beh, dopo un istituto tecnico superiore ovviamente è un po' più facile anche entrare nel mondo del lavoro, perché l'istituto tecnico superiore è molto orientato poi a dei lavori concreti che si possono fare. Inoltre i nostri istituti tecnici sono finanziati e sostenuti sia a livello di fondi europei, sia a livello della regione, sia a livello nazionale, ma anche con il contributo di privati che credono nei giovani nostri e credono nel fatto che il lavoro fatto dai nostri ragazzi con una formazione studiata insieme sui bisogni di questa terra possa essere importante. È chiaro che quindi questo apre anche a qualche possibilità in più di lavoro, perché li pensiamo sui bisogni di qua, non privati che sono grosse aziende del territorio, sì, in cui si trova l'istituto. Poi ci sono le scuole, le cosiddette scuole dell'obbligo. Anche qui c'è un intervento e dei canali che vengono finanziati sulle attività curricolari. Esatto. Allora, quando noi pensiamo ai giovani, spesso si pensa ai giovani come se i giovani fossero dai 20 anni in su, no? Invece si è giovani anche prima e il futuro lo si costruisce prima. E se la scuola riesce a essere interessante, motivare i ragazzi, essere un posto dove si studia insieme con altri e si studia in modo che risponda ai propri bisogni, alle proprie esigenze, ma che risponde anche ai bisogni di lavoro poi, allora anche i ragazzi dai 14 ai 18, insomma, incominciano a rendersi conto che andare a scuola non è un tempo vuoto in attesa che succeda qualcosa, ma che è un tempo utile. Allora, vediamo ad esempio adesso scorrere in sovraimpressione le immagini del sito giovanifvg.it, dove è possibile anche trovare molte informazioni utili, che è un sito dell'Agenzia Giovani della Regione. E questo ci dà anche il là per fare un passaggio sul lavoro, perché ci sono delle attività, ci sono dei settori in cui la Regione interviene, e vediamo che in questo caso parliamo proprio di start-up. Allora, questo adesso ci spostiamo sul mondo del lavoro, poi però torniamo alla scuola superiore perché ho altre cose interessanti che mi preme dire. Allora, sulle start-up andiamo invece sui ragazzi che hanno iniziato, che credono... Che hanno terminato il percorso di studi e che credono di poter fare delle cose. Allora,
L'aspetto importante è che i nostri giovani possano credere e possano anche documentare di essere importanti e di riuscire a fare le cose. Vuole essere anche un messaggio, mi scusi se la interrompo, un messaggio anche di autoimprenditorialità come risposta a mancanza di lavoro, questa startup. Esatto, cioè i lavori, io credo che non possiamo dare un messaggio del tutto negativo del tipo il lavoro sta diminuendo, non c'è lavoro, non ci si riesce, l'unica roba da fare è andare all'estero, eccetera. I lavori ci sono, ma vanno reinventati, vanno rivisitati. Allora, torniamo al Made in Italy. Il Made in Italy di oggi deve essere un Made in Italy forse diverso, magari più tecnologico, magari proprio su quelle cose su cui i ragazzi e i giovani sono più capaci di noi anche di mettersi alla prova. Certo però che partire con una start-up, cioè cominciare a inventare qualche cosa, se non si ha un pochino di spalle coperte diventa molto difficile. Allora noi vogliamo che le spalle coperte non siano solo per chi ha un papà e una mamma che possono coprirle, ma che le spalle coperte siano da mamma regione, la mamma regione copre le spalle. Mamma regione che dà un inizio di aiuto. Ecco, allora e cosa fa? Ecco, allora le possibilità sono diverse sul mondo del lavoro. Adesso parlavamo delle start-up e su questo mi dovete permettere di andare a vedere perché che cosa... ci sono dei regolamenti e molti dati che riguardano appunto questo concorso start-up, che è una sorta di competizione che è rivolta anche agli studenti, non solo agli imprenditori, quindi anche a chi è nel percorso di studi e vuole provare ad intraprendere Infatti prima ho reagito con una faccia un po' così, dice, finito il corso di studi, no? Il bello è che uno può cominciare, sto studiando e intanto provo a vedere che cosa sono capace di fare. E quindi è in qualche modo una gara tra proposte innovative che i ragazzi stessi possano provare a inventare, a costruire, no? Inoltre c'è il programma People, che è un acronimo, che è il piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro, velocemente, perché siamo in chiusura, perché poi voleva fare un ultimo passaggio sulle scuole. Sì, no, sul programma People, allora, per quanto riguarda il lavoro, il messaggio che io vorrei dare ai giovani è questo: credeteci, andate alle agenzie del lavoro, andate a chiedere, perché le possibilità sono tante, sia in termini di formazione, sul piano informatico, sul piano delle lingue, sulla possibilità anche di andare all'estero ad imparare delle cose, sia sul piano del provare a costruire qualche lavoro qui. Quindi People è uno dei programmi rivolti ai giovani e che aiuta a trovare lavoro. Le start-up sono per quei ragazzi che hanno voglia di fare progetti innovativi e di farseli finanziare, ma nella legge giovani c'è anche la possibilità e l'opportunità di andare a studiare all'estero con un contributo anche abbastanza importante, per cui uno può farlo, ecco. Bene. Il resto sulla formazione ce lo racconterà volentieri un'altra volta, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Ringrazio la consigliera regionale del Partito Democratico Silvana Cremaschi, ringrazio tutti voi da casa per l'attenzione, l'appuntamento è la prossima settimana, stessa ora, stesso canale. Buonasera.